La corsa per il Quirinale è in salita. Anche oggi in aula a Montecitorio uno dei nomi più gettonati per la presidenza della Repubblica è Bianca Scheda, il cui favore però è in calo. Rispetto a ieri ci sono state meno schede bianche, 412. Il più votato, con 125 schede, è il capo dello Stato uscente, Sergio Mattarella, ma il risultato è fumata nera. Anche oggi è fumata nera, anche oggi non c'è stato un nome condiviso che ha portato a un voto sulla Presidenza della Repubblica. Domani alla quarta chiama per la prima volta scende il quorum, si passa dai 2/3 alla maggioranza assoluta. L'auspicio è che finalmente si trovi un'intesa. E così si consuma l'ultimo dei 3 scrutini, quelli in cui serviva una maggioranza dei 2/3 dei grandi elettori. Domani, nell'aula di Montecitorio, prenderà vita il quarto scrutinio e basterà una maggioranza del 50% più 1, una condizione più favorevole per trovare il nuovo capo dello Stato. Si sieda a un tavolo e si individui un nome che possa mettere insieme tutte le forze politiche. No a nomi di parte. La proposta della Casellati per noi non è ricevibile. Noi pensiamo che in questo momento serva una figura che tenga insieme tutti e che vada affrontata questa vicenda con serietà, per cui mettendo insieme tutte le forze politiche, individuando un nome che sia rappresentativo di tutti gli italiani. Il teatro di questi giorni non sta piacendo, non sta convincendo i cittadini che non capiscono. L'unico modo per procedere è individuare subito insieme una figura super partes e votarla già dalla chiamata di domani.